Macchina che si mette in movimento un doppio chilometro per 3 anni. Sono in 8 al via, in prima fila 1 Achille Jet, Marco Stefani 2 Alleluia, LZ Walter D'Ambrogio, 3 Atena Gas, Francesco Tufano, 4 Ansel Dalgal, Andrea Vitagliano, 5 Alcazar Griff, Tommaso Di Lorenzo, 6 Aduagal, Gennaro Pacideo. In seconda fila 7 Alba di Rob Winner, Gianvito D'Ambruoso, 8 Amma Viva Bella, Marcello Andreani, Massimo Andreani. Stacco della macchina con Ansel Dalgal che fa valere la maggiore velocità rispetto a Achille Jet e Atena Gas. Si presenta Atena Gas su Ansel Dalgal che sembra intenzionato a mandare via al passaggio davanti alle tribune. Atena Gas a lato di Ansel Dalgal. Infine completa l'operazione sorpasso. Terzo in corda è Achille Jet a precedere Alleluia LZ. In fuoriscoperta è rimasto Alcazar Griff, quindi Amaviva Bella a precedere Aduagal. Alla retroguardia Alba di Rob Winner. 400 iniziali in 31,2, ha potuto fare tutto con molta gradualità. All'avanguardia Atena Gas che comanda a piacimento nei confronti di Ansel Dalgal quando si va verso il completamento del giro. Pariglie, ma solo nella parte retrostante del gruppo. Atena Gas leader con 600 metri iniziali in 48, un primo giro di corsa in 1,4 decisamente molto tranquillo. D'altronde la distanza non induce a pensare in grande. Atena Gas ha potuto tirare il fiato a piacimento una volta preso il comando delle operazioni. Si elimina in errore Aduagal, numero mentre 6 Aduagal staziona a mezza via fra la squalificato. leader e Ansel Dalgal che la segue. Poi Achille Jet, la mossa dal fondo del gruppo di Alba di Rob Winner che a un giro dalla conclusione va a lato della coppia di testa. Davanti alle tribune in 15,9 con Alba di Rob Winner che sospinge Alcazar Griff a lato di Atena Gas. Retrocede Alba di Rob che torna ultima a 700 scarsi dalla conclusione. In vantaggio Atena Gas nei confronti di Alcazar Griff, poi Ansel Dalgal, ancora Achille Jet, terzo lungo la corda. Quando si va a metà dell'addirittura opposta, Atena Gas replica Alcazar Griff, la mossa di Amaviva Bella che punta sulla velocità al meglio in 2,7, rifà tutto il gruppo in quarta corsia, insiste e tende a passare. Quando si è a metà della piegata conclusiva, Amaviva Bella che ha rubato il tempo a Atena Gas, poi Ansel Dalgal. Si butta in mezzo alla pista Achille Jet, Amaviva Bella che a 100 dal termine ha risolto la pratica, si allontana dalla compagnia. Nel tratto conclusivo Amaviva Bella che vince nel più facile dei modi davanti a Ansel Dalgal. Terza Atena Gas su Achille Jet. 2,37 il doppio chilometro, il successo di Amaviva Bella. Massimo Andreani alla guida, al training e anche alla proprietà. Il numero 8 sul tabellone al primo posto, 6,62 la quota al totalizzatore. Al secondo Ansel Dalgal, al terzo Atena Gas. Nelle immagini successo davvero mai in discussione una volta che ha sparato il parziale di Amaviva Bella, la figlia di Libeccio Griff, alla seconda vittoria in 34 uscite in carriera.